Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie. Alleluia, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi e ha dato vittoria alla sua destra, il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie. Alleluia, alleluia. I confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, inneggiate. Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie. Alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dà il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro Padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Beato chi si rifugia in te, Signore. Beato chi si rifugia in te, Signore. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro gioco. Beato chi si rifugia in te, Signore. Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Beato chi si rifugia in te, Signore. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla che frantumerai. Beato chi si rifugia in te, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità, io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità, io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Con la giornata di oggi continuiamo il nostro cammino nel tempo di Pasqua. Ieri abbiamo terminato l'ottava di Pasqua con la Domenica della Divina Misericordia, che abbiamo celebrato e vissuto intensamente, o almeno abbiamo avuto la possibilità di farlo, perché in questa domenica da poco trascorsa il dono di Dio è grande, poter contemplare la sua divina misericordia e vivere di essa e poterla propagare verso i nostri fratelli, perché più una persona è consapevole e certo di essere amato, di essere amata, più anche come profumo può diventare strumento di amore per tutti gli altri, e la sua persona ha come l'effetto di un profumo che in maniera anche normale, naturale, si propaga a 360 gradi, puro dono, perché sa di essere amato gratuitamente da Dio. Con questo pensiero noi proseguiamo il nostro cammino nel tempo pasquale, che è un tempo di grazia. C'è il pericolo, passati i giorni della settimana santa, di vivere il resto con meno intensità, anche la stessa ottava di Pasqua. Figuriamoci il tempo di Pasqua, che nella sua interezza arriva fino al giorno di Pentecoste, quest'anno il 31 maggio. Noi invece abbiamo la possibilità in tutti questi giorni di meditare, pensare e soprattutto sperimentare i frutti della Pasqua, dell'evento pasquale,
di quel 9 aprile dell'anno 30 in cui la vita di Dio pienamente prende possesso all'interno della storia umana e della stessa umanità e del futuro, del destino, del cammino di ogni singola persona, di ogni singola creatura. Noi attingiamo da questo grande dono della Pasqua giorno per giorno in questo tempo di Pasqua, se siamo persone attente, non a fare ma a ricevere. Ed è questo l'invito che Nicodemo pian piano comprenderà un po' alla volta, soprattutto dopo la risurrezione di Cristo, perché in questo dialogo notturno con Cristo non capisce le sue parole. Come buon fariseo, ma potremmo dire anche in senso positivo, come ogni persona di buona volontà, lui cerca di capire cosa io devo fare per entrare nel regno di Dio, cosa io devo fare per accogliere Dio. Naturalmente in Cristo ribalta tutta questa prospettiva, più che fare devi essere persona capace di ricevere. Nascere dall'alto per entrare nel regno di Dio ha questa prospettiva di significato. Questo rinascere dall'alto vuol dire essere persona che lascia che Dio dall'alto sia Lui a trasformare la nostra vita. E questi discepoli di cui parla la prima lettura sono un esempio riguardo al quale non la forza umana, ma è Dio con la sua forza che ci cambia la prospettiva di vita e cambia totalmente la nostra interiorità, il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere. Lui, la sua grazia, non la nostra azione. E in questo tempo in cui il protagonismo umano è andato letteralmente in crisi, in questi 2 mesi di coronavirus, possiamo ancora più facilmente capire questa prospettiva di essere persone che arrivano fino a un certo punto riguardo al mistero della vita a comprenderlo, a viverlo, che c'è bisogno di ricevere prima ancora che di agire, che c'è bisogno di essere persone capaci di accogliere quello che Dio ci vuole dare. E ci è utile in questa prospettiva recuperare l'immagine della lavata dei piedi, in cui Pietro e altri si scandalizzano di questo gesto, hanno tanta difficoltà a farsi lavare i piedi, a ricevere questo grande gesto di servizio, di donazione e di amore da parte del Cristo. È più facile lavare i piedi o lasciarsi lavare i piedi, amare o farsi amare. Uno forse potrebbe dire, tutti hanno bisogno di essere amati, è vero, ma quanto è difficile fidarsi riguardo a qualcuno che ti dice ti voglio bene, ti amo, ti accolgo, sono qui per te darei tutto. E in questo tempo, come ogni tempo in cui le parole abbiamo bisogno siano seguite dai fatti, fidarsi ciecamente di qualcuno è tanto difficile. Per questo motivo anche Gesù userà con Nicodemo l'immagine del figlio dell'uomo innalzato sulla croce, come segno grande di un amore totale, quello di Dio, che prima di essere amato totalmente si dona, anche verso quelle persone che lo rifiutano in primis. Lui per primo che ama, lui per primo che si dona, per dire all'uomo fidati, arrenditi al mio amore. Non sei persona che deve pagare, non sei persona che deve comprarlo, non sei persona che deve meritare, semplicemente sei persona che deve accogliere. Non è che con questo l'uomo si fermi ad accogliere, perché poi la sua risposta di gratitudine sarà totale, però il tutto parte da Dio, non dall'uomo. E vediamo in questi discepoli degli Atti degli Apostoli la comprensione di questa grande lezione. Loro trasformati dallo Spirito Santo, dallo Spirito dell'amore del risorto, come cambiano nel loro modo di rapportarsi alla vita, nel loro modo di affrontare la realtà, quanto questo Spirito Santo dà loro la scienza per comprendere la storia, la realtà alla luce della parola di Dio. Comprendono la resistenza a Cristo attraverso il testo del Salmo secondo,
che parla di questa resistenza dei potenti verso Dio e il suo Cristo, verso il suo Messia, con l'intelletto come dono dello Spirito, comprendono la Sacra Scrittura, con la scienza come altro dono dello Spirito, comprendono la realtà a partire da questa parola di Dio, a partire dal capire, contemplare, gustare l'azione di Dio nella storia che la cambia dall'interno. E naturalmente poi da questi due doni ne susseguono altri, la sapienza, saper fare quelle scelte che danno un sapore alla vita, e la fortezza per essere persone che sanno scegliere di essere completamente dalla parte di questo Dio, che indica loro come reagire di fronte ai fatti della vita, trasformandoli in situazioni che rendono anche più facile annunciare l'amore di Dio, che rendono anche queste situazioni apparentemente, inizialmente anche negative verso Dio, come occasioni propizie per essere persone che collaborano all'azione di Dio nella storia, al suo regno infinito, che si propaga e cambia la storia stessa. Chiediamo al Signore in questa nostra Eucaristia, ma soprattutto tutto il tempo di Pasqua, che ci aiuti a trovarci ogni giorno tempo solo per stare con Dio e ricevere. Questa compagnia di Dio ci aiuta a essere persone che di fronte a Lui mettono da parte ogni resistenza e gustano questo amore. Credere fino in fondo che Dio ci ama e anche dire con serenità: io ho bisogno, io non sono autosufficiente, io sento la necessità di essere generato dall'amore di altri e che la mia vita sia una risposta a qualcuno che mi precede, a qualcuno anche che anticipa le mie azioni, mi dice: io ti amo, ti accetto e ti stimo. E lasciare che questa voce nel cuore e nella mente abbia eco continuo durante la mia giornata, come le mie attività, in questo tempo ridotto per le ragioni che sappiamo, ma quando c'è il rischio, proprio in situazioni di inerte e di ozio, di ancora dare meno tempo a Dio. Invece, dato questo tempo, allora più questa presenza cresce e cambia noi, e con noi cambia anche questo tempo così particolare e così difficile. O Dio dell'universo, o fonte di
spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Gemma Luzioli, di Giovanna Piccolo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, aventi a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con Sant'Antonio da Padova, con Santa Margherita Regina, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua potenza, tuo elemento, tua potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, vi offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi, prendete pane e vino, la vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che è rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia del cardinale Peteretto, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato.
Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fatti con i nostri comportamenti responsabili, possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina